ci viene data la possibilità di ripartire. Speriamo che sia dai primi di luglio per poter anche noi riprendere un po' di ossigeno, diciamo così. Si è imboccata la strada che porterà alla ripresa delle serate in discoteca dal 1° grazie al Green Pass, ma i dubbi non sono ancora dipanati per i gestori delle discoteche. Gli imprenditori del divertimento sono preoccupati per le regole relative alla capienza, all'uso delle mascherine e soprattutto all'eventuale imposizione di mantenere la distanza di 1 metro. Se su una capienza ridotta i gestori sarebbero pronti a trattare, sulle mascherine obbligatorie e sempre e soprattutto sulla distanza mentre si balla sarebbero perplessi sul da farsi. Il protocollo proposto dai gestori prevede che le mascherine si indossino per accedere, ma che si possano togliere per ballare. Si dovrebbe poter aprire anche al chiuso con una riduzione di capienza del 20% e ci stiamo battendo anche per evitare l'uso della mascherina, in quanto sarebbe veramente difficile farla tenere su ai nostri clienti. Riguardo ai vaccini, per ottenere il Green Pass sorge un altro dubbio. La campagna vaccinale procede bene, ma un giovane per fare 2 dosi di vaccino dovrebbe aspettare tempi troppo lunghi. Ovviamente per noi attendere anche il termine della vaccinazione con le 2 dosi si va un po' in là coi tempi, quindi anche per noi aprire si potrebbe rischiare di avere poco pubblico e noi abbiamo bisogno di grossi numeri perché le strutture sono molto grandi e chiaramente con poche persone non vale neanche la pena di aprire.